2 incidenti stradali mortali oggi in regione. All'alba ha perso la vita a Grado, investito in bici da un SUV, Samuele Gregori, cugino del sindaco. Nel pomeriggio schianto fatale a Basiliano per Carlo Battilana, titolare della Friulcarni. La ripartenza ufficiale sarà giovedì, ma già oggi prima campanella in alcune scuole della regione, primi assenti ingiustificati tra il personale sprovvisto di Green Pass. Federica, presenza al 100% in classe fino a giugno. Padre, madre e figlio di Lignano sono stati condannati dal Tribunale di Udine per lesioni e minacce. Nel 2017 avevano aggredito un vicino di casa per una banale lite condominiale. Galeotti, panni sporchi sbattuti dal terrazzo. 200 bossoli sono stati rinvenuti in un cassonetto in un quartiere molto popoloso di Trieste. La polizia sta lavorando per cercare di risolvere il mistero. Li ha gettati un collezionista o sono legati a fatti di cronaca? Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa, dopo l'esonero di Pace, l'esordio con sconfitta per Rastelli, battuto dal Parma per 4-0, ultimo in classifica, scende in campo e dice la sua: siamo dispiaciuti per i tifosi, reagiremo. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con la cronaca, con 2 vittime della strada oggi nella nostra regione. Ha perso la vita a 48 anni Carlo Battilana, titolare della Friulcarni di Basiliano, ferito il figlio in un incidente nel quale sono rimasti coinvolti nel pomeriggio a Variano. Uno schianto frontale tra 2 auto, verificatosi lungo la ex provinciale 95 a Variano di Basiliano, è costato la vita al titolare della Friulcarni di Basiliano, Carlo Battilana, 48 anni. È successo questo pomeriggio, poco dopo le 14. L'uomo, residente a Campoformido insieme alla famiglia, viaggiava su una Volvo che all'altezza di Via delle Cave ha impattato con violenza con una Chevrolet condotta da un giovane della zona. Quest'ultimo è rimasto illeso, mentre l'imprenditore è morto sul colpo, liberato dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Udine e dal personale di un'automedica e di un'autoambulanza. Ferito anche il figlio che viaggiava con lui. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile di Udine e della stazione di Campoformido. La strada è rimasta chiusa per oltre 3 ore per permettere le operazioni di soccorso. Le auto sono state poste sotto sequestro. Pochi minuti dopo l'impatto, lungo la provinciale stava viaggiando anche il viceparroco di Basiliano, Don Roberto Nali, che conosceva l'imprenditore che si è fermato per la benedizione della salma, poi composta in camera mortuaria. Battilana gestiva con il fratello la storica azienda di lavorazione di carni di Basiliano. Lascia 2 figli, la moglie, un nipote. Un uomo di grande entusiasmo, determinato, generoso, lo ricorda così il sindaco di Basiliano, Marco Del Negro. Da poco ci eravamo incontrati e mi aveva manifestato la sua intenzione di potenziare l'azienda a livello regionale. Ci stringiamo alla famiglia in questo grave momento di lutto. E un'altra tragedia della strada si è verificata all'alba di oggi a Grado, dove un uomo di 44 anni, Samuele Gregori, volontario della Sogit, cugino del sindaco, è morto mentre stava andando al lavoro in bicicletta. È morto mentre stava andando al lavoro un uomo di Grado di 44 anni, Samuele Gregori. L'incidente questa mattina intorno alle 6 lungo la ex provinciale 19 nel tratto di via Monfalcone all'altezza del camping Europa a Grado. Per causa al vaglio dei carabinieri della stazione dell'Isola del Sole e di una pattuglia proveniente dalla compagnia di Monfalcone, l'uomo stava pedalando in sella alla sua bici quando si è scontrato con un SUV. È stato sbalzato per alcuni metri e ha riportato un trauma cranico fatale. È morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione avviati dal personale di un'ambulanza inviata in emergenza dalla Sores. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone per la messa in sicurezza dei veicoli e per la messa in sicurezza della sede stradale. Samuele era un parente del primo cittadino di Grado, Dario Raugna, che ha raggiunto il luogo dell'incidente poco dopo l'accaduto. Il sindaco ha espresso vivo cordoglio e si stringe alla famiglia a nome di tutta la comunità gradese. Nel dolore il padre Francesco, insegnante delle scuole elementari dell'Isola del Sole, in pensione, la mamma, oltre a tanti amici e parenti. Samuele lavorava al camping Primero ed era volontario della Sogit.
E un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito ieri sera dopo essere uscito di strada nella frazione di Giavons, a Rodeano Basso di Rive d'Arcano. È stato soccorso dall'ambulanza e quindi portato in ospedale a Udine. Non è in pericolo di vita. Rilievi dei militari dell'Arma sul posto, anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele. Oggi in Friuli Venezia Giulia prove generali per il ritorno a scuola e primi provvedimenti per assenza ingiustificata nei confronti del personale sprovvisto di Green Pass. La maggior parte degli studenti del Friuli Venezia Giulia tornerà in aula il 16 settembre, ma questa mattina in regione è già suonata la campanella in alcuni istituti. Ad accompagnare i propri figli in classe è stato questa mattina anche il governatore Massimiliano Fedriga, che in diretta TV a Morning News su Canale 5 ha detto: il nostro obiettivo è mantenere la presenza in classe al 100% per tutto l'anno scolastico. Nuovi lockdown penso siano insostenibili per il Paese. Oggi è entrata in funzione l'apposita piattaforma per il controllo del Green Pass al personale scolastico e ai genitori degli alunni che entrano negli istituti. Sulla certificazione verde è tornato a parlare anche il presidente Fedriga, che ha precisato di essere contrario a chi vorrebbe mettere il Green Pass anche per andare in bagno, perché si deve trovare un equilibrio sociale per tenere assieme il Paese, cosa che Matteo Salvini ha fatto con grande lungimiranza. Ha precisato il governatore, che ha poi ipotizzato che se anche una regione dovesse passare in zona arancione o rossa, col Green Pass si potrebbe tenere aperto. Tornando alla ripartenza della scuola, oggi è arrivato anche il messaggio del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Riparte una scuola che deve non solo riaprire, ha detto, ma anche ripensarsi, deve tornare ad essere il centro della nostra comunità ed essere conscia di se stessa. Il compito della scuola quest'anno è farci sentire Paese. Promossa dai presidi friulani la piattaforma ministeriale per il controllo del Green Pass del personale scolastico. Nell'avvio delle prime lezioni qualche problema è emerso con i non vaccinati, attorno al 10%, che giocano con gli orari dei tamponi. Prime lezioni oggi per una parte degli studenti friulani, soprattutto delle primarie, e via i controlli del personale scolastico in modo più massiccio sul fronte Green Pass. Per i presidi il sistema ministeriale ha funzionato, luce verde per i vaccinati e via a lezione. Devo dire che con grande soddisfazione, insomma, la piattaforma funziona, è un sistema anche veloce, comodo di controllo sui Green Pass del personale e, diciamo, toglie di mezzo sicuramente il fastidio per tutte le persone che sono più stabili dal punto di vista, diciamo, del possesso del Green Pass. Qualche disguido è emerso con chi ha giocato con gli orari dei tamponi, fatti poco prima di entrare o appena scaduti. Un'impressione è che ci si aggiri però intorno a circa un 10% di personale che attiva, diciamo così, la spunta rossa. Quindi il dirigente, ma a questo punto anche i delegati del dirigente, laddove gli istituti sono grossi e contano parecchi plessi anche distanti tra loro, dovranno come dire, agire un secondo livello di controllo su queste persone che potrebbero avere, diciamo così, una spunta rossa alle 8 di mattina, ma per esempio andare subito a farsi un tampone e presentarsi in regola, per esempio alle 9, se quella è l'ora di entrata in servizio. Andiamo a vedere come sono andate le cose a Udine. Partiamo dallo Stringer, dove un docente è risultata la prima ed unica persona all'interno dell'istituto senza Green Pass, che è stata appunto rilevata attraverso la piattaforma attiva da questa mattina per controllare gli ingressi nelle scuole. Per il docente è scattato il provvedimento per assenza ingiustificata. Primo giorno di scuola per 160 studenti di prima dello Stringer. Domani sarà il turno delle seconde, mercoledì delle terze. L'istituto si è attrezzato ad accoglierli delineando precisi percorsi all'interno dell'edificio, coinvolgendo gli insegnanti che li hanno accompagnati nelle rispettive classi. Per entrare a scuola il Green Pass non serve agli studenti, ma è obbligatorio per il personale, che oggi è stato sottoposto a controlli attraverso un'apposita piattaforma che ha consentito di rilevare l'inosservanza da parte di un docente.
Da questa mattina è attiva la piattaforma Sidi, quindi io stamattina dopo le 7 ho avuto accesso alla piattaforma e quindi ho potuto vedere quali le persone in servizio non avevano il Green Pass. Abbiamo avuto un unico caso di una persona che non ha il Green Pass, non si è sottoposta al tampone, quindi ha dichiarato di non voler presentare il Green Pass e quindi purtroppo è scattato il provvedimento di assenza ingiustificata in servizio con richiesta di riprendere servizio a norma, ovviamente entro le 24 ore, altrimenti dal quinto giorno scatta la sospensione. Da giovedì la scuola comincerà per tutti gli studenti dello Stringer che frequenteranno le lezioni in 2 turni e ovviare in questo modo alla carenza di spazi. Oggi sono stati infatti depositati alcuni container in cui saranno realizzate nuove aule. Il famoso quinto lotto dello Stringer lo attendiamo con ansia, risolverebbe completamente i nostri problemi. In questo momento ci mancavano 12 aule, 3 aule sono state ricavate ampliando delle aulette piccole all'interno e per adesso, per i prossimi 2 anni, ci adatteremo con i container. Il Green Pass per entrare a scuola è necessario non solo per il personale che lavora negli istituti, ma anche per i genitori che entrano nelle scuole per accompagnare i figli più piccoli, e questo potrebbe nei prossimi giorni diventare un problema, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie. Vediamo. Da oggi è in vigore un'ulteriore novità: chiunque entri nella scuola deve essere munito di Green Pass. Il problema riguarda soprattutto i genitori, in modo particolare quanti accompagnano i bimbi alla scuola dell'infanzia e alla primaria. Sto consigliando soprattutto alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie di svolgere, aiutati dal tempo, l'accoglienza all'aperto, perché appunto altrimenti i tempi di ingresso saranno molto, molto lunghi. La legge è molto chiara su questo: chi non ha il Green Pass non entra, e quindi questo sarà un problema anche in corso d'anno, quando il tempo non sarà così clemente, quando i genitori dovranno venire ad esempio perché dovranno ritirare figli che stanno male, cose di questo tipo. L'unica cosa che possiamo fare, se non avranno il Green Pass, è portarli all'esterno della scuola. Sono molte le difficoltà per avviare con serenità il nuovo anno scolastico. I dirigenti devono far fronte, oltre che ai controlli e all'organizzazione delle lezioni in sicurezza, anche alla carenza di personale. In qualche caso, come ad esempio nell'Istituto Comprensivo di Pagnacco, ci vorranno 3 settimane prima che le lezioni comincino con l'orario pieno, mettendo a dura prova i genitori. Laddove non c'è continuità di direzione, di servizi, questo può capitare, perché per diversi motivi, ad esempio non c'è l'organico completo, ad esempio non c'è l'organico di segreteria completo, cosa che ovviamente da fuori non si vede ma dai riflessi, e in alcune situazioni può essere che non ci siano disponibili servizi aggiuntivi come la mensa, e quindi sulla base di tutte queste considerazioni si può anche decidere un orario ridotto, ma è il Consiglio d'Istituto che lo stabilisce. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1230 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività di 2,92%. Sono inoltre 900 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso, 0,11% di positività. Oggi non si registrano decessi, 11 sono le persone ricoverate in terapia intensiva, 44 in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale non sono state rilevate positività, non sono stati rilevati casi né tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione né tra gli ospiti delle stesse strutture. Un'intera famiglia di Lignano è stata condannata dal Tribunale di Udine per lesioni e minacce. Nel 2017 padre, madre e figlio avevano aggredito un vicino per una banale lite condominiale. Picchiano e minacciano un vicino di casa durante una banale lite condominiale. Condannata un'intera famiglia di Lignano. Padre, madre e figlio si sono visti comminare dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine pene rispettivamente di 1 anno e 3 mesi, 8 mesi, 7 mesi di reclusione, queste ultime 2 sospese con la condizionale, per lesioni aggravate e minacce per una vicenda risalente all'agosto 2017. Tutto comincia con la donna condannata che scuote i panni sporchi dalla finestra. La sporcizia cade su una vicina che sta stendendo la biancheria al piano sottostante.
costante, al che il padre della vittima si lamenta di quanto accaduto e viene aggredito dal consorte della condannata che lo colpisce con un martello al braccio destro e in altre parti, causandogli contusioni al collo e al torace guaribili in 7 giorni. Non contenta, la coppia aspetta insieme al figlio l'aggredito all'uscita del pronto soccorso. Il terzetto allora si lancia sull'uomo colpendolo con pugni anche al volto, causandogli ulteriori lesioni guaribili in 3 giorni. E, come se non bastasse, i 3 lo minacciano affermando: ti diamo fuoco al negozio e ti ammazziamo i nipoti. Per il terzetto, il viceprocuratore onorario Luca Spinazzè aveva chiesto dai 7 agli 11 mesi di reclusione. Truffa del cambio soldi, dal Tribunale di Udine arrivano 2 condanne. Si dicono interessati ad automobile da lui messa in vendita e poi gli sottraggono 5.000 euro in contanti. 2 uomini, uno di Udine e uno di Tavagnacco, sono stati condannati per truffa a 1 anno e 4 mesi ciascuno di reclusione. Si tratta di Manolo Udorovic, 29 anni, e di Danny Bredic, 37 anni, inizialmente accusati di furto, reato poi derubricato in truffa dal giudice del Tribunale di Udine Paolo Lauteri. Il viceprocuratore onorario Alessandra D'Aversa aveva chiesto rispettivamente una pena di 2 anni e di 2 anni e 8 mesi di reclusione. I fatti risalgono al gennaio 2018, quando i 2 contattarono un uomo di Trieste per l'acquisto di una Mercedes usata e in quell'occasione gli chiesero di cambiare 5.000 euro in banconote di piccolo taglio di una somma equivalente in banconote di taglio più grande. I 3 si incontrarono a Tavagnacco nell'abitazione di Bredic. La vittima appoggiò i contanti sul tavolo della sala da pranzo e, mentre Udorovic lo distraeva, Bredic prese i soldi e si dileguò. Il difensore di Udorovic, l'avvocato Pier Aurelio Cicottini, si è detto soddisfatto per la derubricazione del reato. È mistero sui 200 bossoli di vario calibro che sono stati rinvenuti in un cassonetto a Trieste. Gli inquirenti stanno indagando per capire se li abbia abbandonati un collezionista o se non siano invece legati a recenti fatti di cronaca in città. Oltre 200 bossoli sono stati rinvenuti dalla Polizia di Stato in un cassonetto in largo canale a Trieste. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in seguito a una segnalazione. Gli agenti delle volanti sono intervenuti poco prima che arrivasse il camion di Acega Sapies e Amga che avrebbe dovuto svuotare il cassonetto da lì a breve. Sul posto gli agenti della squadra mobile e della scientifica che hanno provveduto a recuperare numerosi bossoli di calibro variabile e senza il proiettile, quindi già esplosi. Massimo riservo da parte degli inquirenti, quali stanno cercando di capire se i bossoli sono stati gettati da qualche collezionista o se possono in qualche modo essere collegati ai recenti casi di cronaca giuliani. Il cassonetto è in largo canale, un punto di intersezione importante tra i quartieri di San Vito, Le Rive, con la via San Michele, San Giusto e San Giacomo. Si tratta di una zona molto trafficata e dunque le indagini si preannunciano in salita. 51 migranti sono stati rintracciati ieri sera a Opicina, Trieste, e sono stati trasportati al commissariato di Polizia di Stato per le operazioni di identificazione. Saranno avviati a triage e a quarantena fiduciaria. E restiamo in tema perché nuovi rinforzi sono arrivo in Friuli Venezia Giulia per i controlli al confine, per arginare il fenomeno migratorio sulla rotta balcanica. Ad assicurarli è stato il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, oggi in visita a Pordenone. Più controlli ai confini per contrastare il fenomeno migratorio sulla rotta balcanica. Ad assicurarli è il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, ospite oggi a Pordenone di un incontro sul tema organizzato da Forza Italia anche in vista delle prossime comunali. Dalla difesa arriveranno ulteriori 50 militari a sostegno dell'operazione Strade Sicure, che è impegnata anche nel controllo delle frontiere. Do un dato su tutti: soltanto nel mese di agosto i nostri militari hanno fermato 733 migranti e i dati sono in crescita. Questo dimostra che non c'è soltanto un problema di controllo del territorio, c'è un problema di gestione dell'immigrazione. Per Mulè anche le conseguenze di quanto sta accadendo in Afghanistan comporteranno nuovi flussi migratori, ma il Friuli non dovrà essere lasciato solo. Abbiamo un dovere di salvare vite umane, cioè di salvare coloro che in questo momento in Afghanistan, per le posizioni prese nei 20 anni precedenti, per avere fatto il loro lavoro, corrono concretamente il pericolo di vita. Il Friuli Venezia Giulia ha già dato tanto e continua a dare tanto per la straordinaria capacità di essere solidale all'interno di una cornice di sicurezza. Solidarietà e sicurezza però devono andare insieme. Il problema non può essere, non deve essere del Friuli Venezia Giulia, che può dare, ha già dato, ma in maniera, come dire, relativa rispetto al problema generale. Il sottosegretario ha confermato anche l'impegno nel piano Caserme Verdi per riqualificare strutture militari non più utilizzate e il proseguimento nell'iter che prevede la realizzazione di una nuova caserma per la Brigata Ariete e del relativo reparto comando della caserma mittica di Pordenone e del comando Brigata Iulia di Udine.
Friuli Venezia Giulia Strade interverrà lungo alcuni tratti della viabilità nei comuni di Pavia di Udine, Magnano in Riviera e San Giorgio di Nogaro per la sistemazione di incroci e per la realizzazione di alcune rotonde. L'investimento complessivo è di 2 milioni di euro, lo ha stabilito la Giunta regionale. Siglato a Tavagnacco tra amministrazione comunale e Arlef un protocollo che impegna i due enti a promuovere progetti dedicati ad una maggiore diffusione della lingua friulana sul territorio. Dare piena attuazione ad azioni specifiche utili ad assicurare una presenza della lingua friulana all'interno delle strutture e dei servizi, garantendo il rispetto dei diritti linguistici secondo quanto sancito da Carta Europea, Costituzione italiana, Legge nazionale sulla tutela delle minoranze linguistiche e storiche e legge regionale sulla tutela della lingua friulana. È quanto si prefigge il protocollo siglato tra Comune di Tavagnacco e Arlef, che per i prossimi 3 anni si impegnano a istituire un tavolo di lavoro con momenti di incontri per promuovere azioni di sviluppo e sostegno della lingua friulana sul territorio. Crediamo molto che avere famiglie, bambini, persone che parlano friulano diventa un contributo molto forte per crescere nell'identità, nella cultura, nella creatività e nel fornire strumenti anche ai nostri giovani per pensare di più e per essere più aperti, per confrontarsi ancora meglio col mondo globalizzato. Credo che il comune di Tavagnacco, anche con l'adesione alla comunità linguistica friulana, sia un comune che ha saputo dare una marcia in più alla nostra lingua madre, per cui non solo si parla in friulano nelle assemblee, ma anche negli utilizzi comuni della burocrazia pubblica. Quindi credo che il modo giusto, per poter portare avanti la nostra lingua sia proprio quella di dare la massima ufficialità appunto al friulano. È di soddisfazione il sentimento della Giunta Comunale di Udine per l'edizione 2021 di Friuli Doc, ovviamente segnata dalla pandemia ma con importanti segnali positivi rispetto allo scorso anno. Abbiamo colto nella grande partecipazione di pubblico, dice l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz, un desiderio di socialità e di condivisione al quale ha corrisposto un'altrettanto soddisfacente attenzione al rispetto delle norme in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Ci sembrava importante, prosegue Franz, presentare ai friulani e a tutti i visitatori che abbiamo accolto un'immagine allargata dei valori storici e culturali del Friuli, oltre che edonistica, incentrata sulle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio. E nell'ambito di Friuli Doc protagonista anche la bellezza. Le mancano 3 esami per la laurea in economia, ottenuta la quale vorrebbe fare un'esperienza all'estero. Da bambina guardava il concorso in TV sognando un giorno di poter essere tra le ragazze in passerella. Elisa Molettieri è stata eletta Miss Friuli Venezia Giulia 2021 in Piazza Libertà proprio durante Friuli Doc. La prima fascia della stagione, quella di Miss Telefriuli, l'ha indossata negli studi della nostra emittente, dove è tornata per raccontarci le emozioni del nuovo titolo conquistato. Si chiama Elisa Molettieri, ha 21 anni, è di Udine ed è Miss Friuli Venezia Giulia 2021. E proprio in questi studi Elisa Molettieri ha ricevuto la fascia di Miss Telefriuli. Andiamo allora a rivivere le emozioni di Piazza Libertà. Elisa Molettieri di Udine. Elisa è Miss Friuli Venezia Giulia. Quando hanno detto il mio numero, io a una certa ho pensato, Dio, ma sono io il 24, sono davvero io, cioè non ci credevo. Niente, io ero ancora elettrizzata, quindi neanche ci credevo, quindi era tutto un po' strano. La prima telefonata fatta ad una persona che non era lì con te? Ok, allora la prima telefonata mi ricordo che l'ho fatta a mia nonna, perché sì, magari gli altri amici potevo vederli in piazza, no, subito, e quindi la prima è stata lei, volevo dirglielo subito. Io spero che sia un trampolino di lancio per qualcosa di più grande, che ancora adesso non ho idea, però qualcosa di grande che me lo sento e spero che si realizzi. Raccontaci qualcosa in più di te. Studio economia all'università, sono iscritta a Udine e tra poco mi laureo, infatti mi mancano pochissimi esami per la laurea che sosterrò probabilmente a marzo e poi vorrò fare un tirocinio, penso all'estero. Dopodiché invece farò una magistrale. Devo ancora decidere bene dove, voglio un po' schiarirmi le idee e capire. Vediamo la vita cosa mi riserva, non si sa mai. Io ovviamente poi tutte le opportunità che avrò ci ragionerò su e vedrò cosa fare.
Il Frico, l'inserto satirico dei Mataran, pubblicato l'ultimo venerdì del mese in allegato al settimanale Il Friuli, ha vinto il premio per la satira su carta allo storico concorso di Forte dei Marmi, che da 49 edizioni celebra le penne e le matite più graffianti d'Italia e non solo. La satira Made in Friuli sbanca il premio di settore più importante in Italia. La giuria del premio di satira politica Forte dei Marmi, arrivato alla 49esima edizione e da sempre vetrina dei nomi più importanti della comicità irriverente nazionale e internazionale, ha scelto accanto a nomi importanti della letteratura come Fran Lebowitz e Walter Siti e personaggi della TV come Valerio Lundini e la coppia Pio e Amedeo, un gruppo tutto friulano, i Mataran. Dallo scorso febbraio il collettivo di fumettisti e autori comici pubblica l'ultimo venerdì del mese Il Frico come allegato satirico del settimanale Il Friuli. Un esempio di giornalismo parodia curato in ogni dettaglio, dalle illustrazioni alle finte pagine pubblicitarie, che ha convinto la giuria di Forte dei Marmi ad assegnare il premio per la satira su carta alla irriverente banda di creativi guidata da Marco Tonus e David Benvenuto, che dal 2015 raccontano il lato grottesco del nord-est. Sabato 18 i Mataran saranno alla Capannina di Forte dei Marmi per ricevere il premio, una statuetta realizzata da un altro gigante dell'umorismo in Italia, il nostro corregionale Altan. La 7ª edizione del Festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari si è conclusa con la consegna al giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, sotto scorta dal 2019, del premio in memoria di Daphne Caruana Galizia. È stato assegnato al giornalista Paolo Berizzi il 4° premio Gli Ali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia. Con la cerimonia di consegna è terminata infatti l'edizione numero 7 della Kermesse, che ha portato a Ronchi dei Legionari 130 ospiti e fatto registrare una notevole affluenza di pubblico in 5 giorni, come la serata conclusiva con il palatenda quasi tutto esaurito per ascoltare la firma di Repubblica, sotto scorta per le sue inchieste sui movimenti neofascisti e neonazisti. Classe 72, Berizzi ha ricevuto minacce di morte proprio per il suo lavoro, tanto da essere costantemente monitorato dalle forze dell'ordine dal 2019. È un modo per commemorare Daphne e per non far spegnere i riflettori sulla sua morte, ha ricordato la sorella Corinne Vella, arrivata da Malta per la consegna del premio realizzato dall'artista triestino Fabio Rinaldi. Anche se i processi continuano ed è appurato che lo Stato sia stato responsabile della sua morte, non direttamente ma per aver creato l'ambiente che poi ha portato al suo decesso, la sua eredità è che quanto è stato scritto da Daphne poi sia avverato, ma purtroppo lei non è qui per poterlo vedere, ha concluso Vella. 3 giorni di jazz tra sorgenti e fonti d'acqua. È stata presentata la prima edizione della Polcenigo Jazz Rive. Da venerdì 24 grandi concerti di nomi internazionali della musica. Livio Minafra, Giovanni Guidi, Andrea Fiore e Didier Ortolan sono solo alcuni dei grandi nomi del jazz italiano e internazionale che si ritroveranno a Polcenigo da venerdì 24 settembre per la prima edizione di Polcenigo Jazz River, un festival il cui obiettivo è portare la musica jazz nel cuore della natura. Nasce Jazz River, prima edizione, proprio a Polcenigo, in uno dei più bei borghi d'Italia, ma anche in un paesaggio che è un inno alla natura e alla bellezza. Nasce Jazz River proprio per proporre al pubblico 2 concerti in teatro che si trasformerà in una sorta di piccolo jazz club, e poi 4 cammini sonori nella natura dove il pubblico avrà un modo di approcciare alla musica tutto naturale. Jazz River arriva nel momento ideale, è un nuovo prodotto culturale, chiamiamolo così, che permette di ripartire con autorevolezza, dando una fruizione dei nostri percorsi naturalistici anche in chiave culturale. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo vi ricordo l'appuntamento con Sport FVG, in primo piano il calcio con l'Udinese che sorride per la classifica, invece l'esordio amaro per il Pordenone con il presidente Lovisa che scende in campo e dice la squadra c'è, chiediamo scusa ai tifosi, reagiremo. Subito dopo lo sport, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.